Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Partiamo dalla cronaca. Gavirate, 14enne derubato da un gruppo di ragazzi all'interno del centro commerciale. L'ennesimo episodio di violenza fra minori è avvenuto venerdì, quando 4 adolescenti, 2 maschi e 2 femmine, erano giunti al centro commerciale per passare un'ora di svago. Uno dei 4 è stato subito preso di mira da altri minorenni. Quando il gruppetto si è reso conto del pericolo, si è diviso. A quel punto i malintenzionati hanno seguito una ragazza che stava entrando in ascensore e uno di loro è riuscito a sfilarle una cassa portatile che l'amico le aveva consegnato. Disperato il 14enne, che si è visto derubato del regalo ricevuto dai genitori per il diploma di terza media. A Varese è finalmente aperto al traffico il nuovo svincolo che collega via Gasparotto all'altezza della nuova Esselunga con la bretella autostradale. L'abbiamo percorso in auto, ce ne parla Marco Croci con le immagini dell'agenzia Blitz. Dopo tanta attesa è arrivato il giorno. È finalmente aperto lo svincolo autostradale di Varese all'altezza del rondò della nuova Esselunga di via Gasparotto. Dalla mattinata di sabato 14 gennaio i veicoli in arrivo da Milano possono infatti imboccare l'uscita che porta appunto verso la rotatoria, evitando così i 2 semafori che si trovano sulla strada parallela. Al debutto il bilancio è stato positivo. Il traffico sembra scorrere in maniera fluida, ma il vero banco di prova sarà nei prossimi giorni, con la consueta circolazione delle ore di punta nei giorni lavorativi. Di certo la novità è stata accolta con un sospiro di sollievo. Nelle ultime settimane, infatti, la viabilità del comparto è stata messa a dura prova dal cantiere di Largo Flaiano per la costruzione della nuova maxi rotatoria che ha imposto la chiusura della bretella autostradale in entrambi i sensi di marcia. La speranza, dunque, è che il nuovo svincolo possa migliorare la situazione. Elezioni regionali del 12 e 13 febbraio, presentate ufficialmente le liste dei candidati. Gli aspiranti presidenti, come si sapeva già da qualche tempo, sono 4. Attilio Fontana, il presidente uscente, con il centrodestra sostenuto da 5 liste, Pierfrancesco Maiorino per il centrosinistra con 4 raggruppamenti, Letizia Moratti per il terzo polo più la lista civica a suo nome e Mara Ghidorzi per Unione Popolare. Qualche sorpresa nelle liste dei candidati in provincia di Varese, come l'esclusione dell'ultima ora di Fabio Lunghi, il presidente uscente della Camera di Commercio, che avrebbe dovuto far parte dei nomi della lista Fontana Presidente. Oggi in città foto di gruppo per i candidati di alcune liste, dal PD capeggiato dal consigliere regionale Samuele Astuti, alla Lega che ha in Emanuele Monti, altro consigliere regionale, il numero 1, presentato ufficialmente oggi dall'onorevole Stefano Candiani, fino al Movimento 5 Stelle. Sempre in casa 5 Stelle, da oggi è ufficialmente confluito nel movimento Luca Paris, consigliere comunale ex-Dem, che dal mese scorso aveva aderito al gruppo misto. Vediamo il servizio di Barbara Zanetti. Luca Paris, dopo tanti anni ha lasciato il PD, è stata, suppongo, una scelta sofferta, ma mi sembra di capire anche altrettanto determinata quella di aderire al Movimento 5 Stelle. Che cosa ti ha portato a questa decisione e soprattutto cosa succede ora in Consiglio Comunale a Varese? Sì, le ragioni di questa scelta sono ragioni prettamente ideali. Io ho trovato nei messaggi progressisti del Movimento 5 Stelle una vicinanza a quelle che sono le mie idee. Diceva Churchill che alle volte è necessario cambiare partito per rimanere delle stesse idee, e quindi da questo punto di vista io ringrazio per le bellissime parole e per la bella accoglienza da parte del movimento. Il mio impegno è quello appunto di portare avanti anche all'interno del Consiglio, quindi nelle istituzioni cittadine, ma anche nella città, quella spinta, quei valori che sicuramente faranno del bene anche all'amministrazione della nostra città. Sempre a Varese, questa mattina sciopero con presidio alla Coop di Casbeno, organizzato dai sindacati, il servizio di Elisa Polveroni e Agenzia Blitz. Sciopero con presidio da parte dei lavoratori di Coop Lombardia fuori dalla sede del punto vendita varesino di Casbeno. La manifestazione è stata organizzata questa mattina, sabato 14 gennaio, dalla Filcams CGIL, che parla di una buona adesione oltre il 50%. Alla base della protesta c'è la richiesta di riattivare il contratto integrativo bloccato da fine 2019, un contratto che prevedeva premi di risultato e una diversa organizzazione di turni e ferie.
L'avvertenza dura ormai da diversi anni e questo braccio di ferro si lega proprio alla contrattazione di secondo livello sul territorio. Di tutt'altra opinione Coop Lombardia, che parla di uno sciopero ingiustificato dal marginale consenso e sul piano normativo e organizzativo. Coop è impegnata da sempre a garantire le migliori condizioni sul mercato della grande distribuzione organizzata. Vigili del fuoco di Varese pronti ad affrontare l'emergenza valanghe, dopo un corso di addestramento specifico su neve e ghiaccio. Vediamo il servizio. Pronti a intervenire anche in quota in caso di emergenze su neve e ghiaccio. Nei giorni scorsi i vigili del fuoco del comando di Varese, col supporto del comando di Sondrio, il coordinamento della direzione regionale Lombardia e la collaborazione del comune di Livigno, hanno svolto il primo corso neve e ghiaccio light. Il corso ha permesso di addestrare gli operatori dei vigili del fuoco che si potrebbero trovare esposti al rischio neve, con lezioni sulle tecniche di soccorso e autosoccorso in caso di valanga. Il personale del comando di Varese, spiegano dagli uffici di Via Legnani, è stato individuato tra gli specialisti della squadra di ricerca IMSI Catcher, ossia una delle apparecchiature in uso al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che permette di individuare i telefoni dei dispersi, oltre che in ambiente non antropizzato, anche sotto una valanga. La qualificazione è stata effettuata da 2 formatori del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, nonché esperti nazionali sulla materia, che hanno illustrato le metodologie utili a individuare un sepolto sotto la neve, oltre alle tecniche di estrazione. In tutto sono stati formati 17 operatori del comando di Varese e 6 vigili del fuoco volontari del distaccamento di Livigno. Ora la pagina sportiva, iniziando con i motori. Ultime prove e ultime difficoltà alla Dakar 2023 con i piloti varesini ormai in vista del traguardo. Ecco l'analisi del nostro Giuseppe Macchi. È quasi fatta per i 3 varesini alla Dakar 2023. Le tappe desertiche massacranti sono ormai terminate e la lunga carovana dei veicoli in gara, dopo 677 km della tappa odierna, è giunta a Al Ofuf e domani, domenica, è prevista la passerella finale di 417 km fino all'arrivo di Dammam sul Golfo Persico. Insabbiamenti, guadi, pietraie, distese di camel grass sono insidie ormai superate e un ricordo per Ottavio Missoni Jr. in sella alla Honda 450 del Bustocco Beppe Macchion, vestito con i colori del team Lucky Explorer. Il 38enne di Sumirago ha chiuso la tappa di oggi senza forzare, 52esimo nella prova di oggi ed è 17esimo su 28 esordienti e primo dei rookie italiani. Clima di gioia si respira anche nell'abitacolo della Range Rover 3005 8 cilindri targata Varese con il pilota David Bizzozero e il navigatore Pietro D'Agostino, che hanno superato varie peripezie, riparato guai tecnici e sono alle porte del sogno, quello di terminare la Dakar all'esordio con un'auto storica che hanno preparato con gli amici del garage di Belforte di Roby Rettani. La Dakar 2023 oggi ha visto l'ennesimo trionfo tra le auto di Sebastian Loeb, mentre tra le moto di Kevin Benavides. E per il basket, domani l'Open John Mettis alle ore 16 affronta Napoli nell'ultimo turno del girone d'andata, una gara che servirà a fissare la griglia tra le prime 8 della classifica in vista delle finali di Coppa Italia, con Varese che potrebbe addirittura salire fino al 4º posto. La parola a Giuseppe Sciascia. L'Open John Mettis si prepara a festeggiare l'obiettivo Coppa Italia davanti al suo pubblico, ma apparecchia la tavola per puntare al secondo traguardo stagionale, i play-off. La formazione di Matt Brasi concluderà domani, domenica 15 gennaio, il girone d'andata ospitando la pericolante Gevi Napoli, rinforzata però dal talento offensivo di Joe Young. La truppa biancorossa riavrà quantomeno in panchina Justin Reyes, riattivatosi nei giorni scorsi a scartamento parziale con il gruppo. Sarà sicuramente a referto nel match che conclude la fase ascendente dopo aver saltato comunque 8 partite tra l'infortunio muscolare al polpaccio dei primi di novembre e quello al ginocchio che lo ha costretto ad andare sotto i ferri dopo la gara contro la Virtus Bologna, ma ancora non è chiaro il suo scartamento. Dall'esito della partita di domani dipenderà il piazzamento d'ingresso nel tabellone della Coppa Italia. Varese usciglia tra il 4º posto, vincendo e perdendo tutte le altre squadre a quota 16, e l'8º perdendo e in caso di vittoria di Brescia. In caso di successo contro Napoli, comunque, l'Open John Mettis chiuderà almeno sesta. Dunque sicuramente un piazzamento che le dovrebbe consentirle di evitare gli spauracchi Milano e Virtus Bologna nel tabellone di ingresso della Coppa Italia che si definirà ufficialmente domani sera.
Questo era l'ultimo servizio, l'appuntamento a domani come sempre alle 19. Vi auguriamo una buona serata.